Allora Vanessa, 3-0 oggi contro il Riccione, su una partita dove si sono viste tante cose, soprattutto tanta pioggia. Sì, soprattutto tanta pioggia, però abbiamo tenuto bene, il campo ha tenuto bene e noi abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo minuto e secondo me non potevamo fare meglio di così oggi. Hai cercato anche la via del gol con un paio di tiri nel primo tempo, soprattutto il secondo quando ha impegnato il portiere in calcio d'angolo. Sì, ho provato, è bene provare sempre, soprattutto su questi campi quando la palla schizza e è più facile che la palla entri, però non è andata, spero una delle prossime volte. La cosa più difficile magari oggi era rientrare dopo una pausa di 2 settimane. Sì, era quello che più ci spaventava perché appunto avevamo avuto un calo in queste 2 settimane, nel senso che c'eravamo un attimo adagiata al fatto che non avevamo giocato e quindi la paura era quella di entrare un po' sottotono, invece abbiamo reagito bene e quindi è bene. Praticamente ora non ci saranno più soste a parte a Pasqua, compreso ci sarà il recupero poi l'8 aprile contro l'Imolese e via via fino in fondo a maggio. Sì, adesso niente soste, bisogna dare tutto, dalla prima all'ultima dobbiamo dare tutto e non risparmiarci, anche perché non possiamo sbagliare, non possiamo permetterci di sbagliare da qui a maggio. Allora Natascia, un assist, 2 gol, una rovesciata, le strisciate per terra sull'acqua, non ti mancava nulla oggi? È andata bene, dai. Le scivolate sono una cosa che mi sono sempre piaciute e in un campo come quello di oggi è difficile tenersi, no? E ovviamente sempre fatte con l'intento di essere utile, perché ovviamente non farle così tanto perché è bello farle. Per il resto sì, il Vale ha fatto un bel colpo di testa sulla punizione, quindi siamo riusciti ad andare bene in vantaggio e poi siamo riusciti a chiuderla nel secondo tempo, dai, con bene tutto, con grinta e determinazione, ecco. Ecco, erano proprio fondamentali questi 3 punti, soprattutto dopo la pausa di 2 settimane. Sì, era fondamentale riprendere bene, il primo tempo l'abbiamo e non l'abbiamo fatto, nel senso che qualcosina di buono avevamo creato, però come ci ha detto il mister tra il primo e il secondo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi semplici, troppi stop, troppi contrasti, troppe scalate e ci ha dato la carica giusta lui tra il primo e il secondo tempo e abbiamo giocato bene il secondo tempo e non gli abbiamo lasciato fare sostanzialmente nulla, ecco. Infatti tutti i gol sono arrivati nella ripresa. È stato più difficile il secondo tempo, visto anche magari un po' la difficoltà nel campo di gioco? Allora, il primo tempo inizialmente era praticamente perfetto alla fine. Sapevamo che avrebbe iniziato proprio nel momento in cui iniziava la partita e così è stato. E il primo tempo in qualche modo siamo riuscite il campo è riuscito a tenere bene. Poi siamo orientati al secondo tempo e c'erano un bel po' di pozzanghere che impedivano di giocare, soprattutto nella zona centrale. Lateralmente in realtà si riusciva a giocare anche abbastanza bene. Centralmente ogni tanto facevi proprio fatica a portare avanti la palla, però è andata bene, dai. Era sicuramente pesante correre perché eri pesante, eri bagnato, quindi abbiamo speso sicuramente un sacco di energie. Adesso bisogna recuperare e prepararci per la prossima partita, Che sarà proprio una trasferta di 2 giorni a Pescara. Sì, è trasferta lunga e sappiamo che sarà dura, lo è stata l'anno scorso in casa loro, lo è stata quest'anno in casa nostra e quindi dobbiamo andare là con umiltà e determinazione, sapere che nessuno ci regala niente e che dobbiamo andare a prenderci i 3 punti, perché questo fondamentalmente è il nostro unico obiettivo in questo momento. Allora mister, non si doveva badare troppo al gioco oggi, ma alla sostanza, perché dovevano arrivare i 3 punti soprattutto dopo 2 settimane di pausa. Sì, il pericolo era un calo di attenzione e di tensione, quindi avevamo già parlato in settimana che le partite dopo le soste sono sempre piene di insidie, quindi il pericolo era soprattutto mentale. E soprattutto anche vista la pioggia abbondante che è scesa oggi. Sì, poi ci è messo anche la pioggia e il campo pesante, quindi ci siamo adattati come 2 domeniche fa a Castelvecchio. Le ragazze hanno risposto bene e il secondo tempo sono entrate in campo con carattere e con voglia di portare a casa i 3 punti e non dico semplicemente, però abbiamo dovuto mettere qualcosina in più per riuscire a portare a casa il risultato.
Natascia Pei ci ha detto che hai dato un po' la scorsa tra il primo e il secondo tempo perché non facevano quello che gli avevi detto. Allora, io da loro pretendo molto, quindi so che mi possono dare molto e se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo a maggio devono sempre dare molto. Quindi ho visto che in certe occasioni erano leggere, superficiali, quindi bisognava un attimino fargli capire dove sbagliavano e sono talmente intelligenti che nel secondo tempo hanno cambiato rotta, quindi il risultato si è visto. Infatti proprio nel secondo tempo sono arrivati tutti e tre i gol, ha fatto tutto Natascia praticamente, ovviamente c'è anche il resto della squadra, ci mancherebbe. Chiaro, la Natascia è stata la finalizzatrice dei 2 gol e il primo gol è stata quella che ha fatto la punizione per il gol della Valentina, ma è limitativo fare i complimenti solo alla Natascia. Tutte 15-16 le ragazze che sono entrate in campo oggi, chi per 90 minuti, chi per 5 minuti hanno dato il contributo, quindi un brave a tutte quante. E questo deve essere da primo mattone per le prossime 2 partite prima della sosta di Pasqua. Se vogliamo proprio fare un plauso da parte nostra anche a Stefanello. Chiaro, allora la Vane prima di tutto è una ragazza intelligente che si è inserita benissimo e subito. Era un po' indietro di condizione, quindi abbiamo dovuto aspettare che raggiungesse le altre per la condizione fisica. Poi una di qualità, di quantità, quindi utile in qualsiasi posto del campo il mister la voglia mettere. Domenica prossima la trasferta di 2 giorni, non sarà sicuramente una passeggiata, visto anche i risultati dell'anno scorso dove Vittorio Veneto faticava a portare a casa la partita. Vista anche l'andata di quest'anno bisogna un attimo tirar sulle orecchie, diciamo così. Sì, è sempre merito del merito nostro, cioè le ragazze hanno talmente tante qualità caratteriali e tecniche che se giochiamo da Vittorio non abbiamo problemi con nessuno. Se invece entriamo in campo con sufficienza e non al 100%, che si chiami Riccione, che si chiami Pescara, che si chiami Castelnuovo, possiamo andare in difficoltà.